Sono con coach Pino Marzella, lo dico anche a microfono aperto, è sempre un'emozione intervistarti perché so che io vicino. E sottolineo un piccolissimo episodio prima dell'inizio del riscaldamento, lì una tua lezione ai nostri under 17 è stata veramente una chicca. Sì, l'allenatore mi aveva chiesto di spiegargli un po' quelle che sono le caratteristiche più belle della scuola del Giovinazzo, che il tiro spazzato, il tiro accompagnato, ho cercato di farlo e ho visto subito che rispondevano in maniera davvero positiva. Ecco, un Giovinazzo che mai domo ha lottato fino all'ultimo, anche quando è stato sotto, sempre pericolosissimo. Dal 2-0 al 7-4 sono cambiate un po' di cose. Valdagno nel primo tempo probabilmente non con l'atteggiamento giusto, molto più concreta la tua squadra. Adesso la prospettiva è quella della Final Four, di una VS Trophy da portare a casa. Sì, beh, ci proveremo, noi siamo lì pronti, ci stiamo allenando davvero seriamente, i ragazzi mi stanno seguendo e stiamo facendo davvero bene. Oggi ho visto tante di quelle cose strane, non ho capito niente neanche io, tutto quello che è successo, non so quanti minuti sono stati fuori miei, sarà stato 8-10 minuti. Abbiamo avuto difficoltà anche noi. È una roba pazzesca, ma una su tutta, l'espulsione su Clavel che mi rovina 2 partite, non questa, ma mi rovina 2 partite, un bravissimo ragazzo. È andato per prendere la stecca con la punta, rosso, una roba, però di solito a me non piace parlare di queste cose, però davvero ho visto delle cose strane. Ma è corretto che sia un addetto ai lavori a parlarne. Un'altra cosa che volevo sottolineare, adesso dal punto di vista di crescita, da gennaio sei arrivato, ti sono arrivati Giovanni Bovo, che stasera è stato secondo me il migliore in campo, strepitoso, è arrivato un Martin Maturano che fa bene, fa molta concretezza lì sulla tre quarti, è un Giovinazzo, l'abbiamo detto all'inizio, che è un po' cambiato pelle. Sì, sicuramente, ora giochiamo in un'altra maniera, l'abbiamo dimostrato il primo tempo, poi ci siamo un po' allungati perché noi nel primo tempo sul 2-0, sul 2-1 abbiamo avuto 3-4 occasioni davanti alla porta e contropiede. L'idea era quella, però purtroppo non abbiamo fatto gol, abbiamo resistito, però ci siamo poi stancati, abbiamo cercato troppo di entrare quando non era necessario, ho provato a tenerli, ma a volte poi E lì ci sono dei bei c'è caratterini lì. l'istinto che va e quindi però una buona prestazione alla fine. Molto bene. Grazie Pino, buon rientro.